Buongiorno, ben trovati da Sicilia 24, questi titoli del telegiornale. Salvo Riina, figlio del capomafia, sbeffeggia le invettive di sindaco e consiglio comunale che non vogliono il suo ritorno a Corleone. Sulla sua pagina Facebook si autocelebra, scrive lontano da casa, continua a mietere successi. Per lui una pioggia di like e commenti positivi. Dai pizzini nel covo di Matteo Messina Denaro all'ostentazione su TikTok. La mafia adegua il suo linguaggio al tempo dei social e i boss si trasformano in influencer. Droga e cellulari entravano nel carcere di Augusta nascosti tra pannolini e rifiuti. SIM intestate a nomi fittizi nei telefonini destinati ai detenuti. 11 gli arresti. Affitti impossibili, non solo per studenti, famiglie e singoli in Sicilia, fanno i conti con mercato chiuso e prezzi in ascesa. L'affitto di un bilocale a Catania arriva a superare 600 euro. Il calcio, cresce l'entusiasmo a Palermo, 3.000 tifosi al Barbera per l'allenamento a porte aperte della squadra di Corini, sempre più vicina ai play-off e domenica sfida chiave a Cagliari. Ancora ben trovati da Sicilia 24, apriamo il nostro telegiornale con la notizia di un incidente mortale. Una donna infatti è morta in un incidente stradale che si è verificato lungo la statale 115, località Bordea, alle porte di Sciacca. Per cause ancora in corso di accertamento si sono scontrate due autovetture, una Jeep Renegade e una Opel Corsa. La vittima viaggiava nel sedile posteriore dell'utilitaria. I feriti sono stati trasferiti all'ospedale di Sciacca. C'è stata insomma una presa di posizione nei giorni scorsi da parte del sindaco di Corleone e dell'intero consiglio comunale contro il ritorno in paese del figlio di Totò Riina, parliamo appunto di Salvo Riina, il quale risponde via social a questa iniziativa del consiglio comunale sbeffeggiando un po' il sindaco e naturalmente i consiglieri e dicendo: lontano dal mio paese, mentre a Corleone si fanno discorsi insensati, io sono un uomo di successo. Ci spiega tutto Manlio Viola. Mentre a Corleone si dibattono discorsi senza senso, io, lontano da casa e da discorsi inesistenti, continuo a conseguire successi. A scriverlo sui social è Salvo Riina, figlio del boss Totò, che risponde così alla delibera del Consiglio Comunale che chiede di impedirne il rientro in paese. Riina Junior usa la sua pagina Facebook e continua: da poco ho firmato un nuovo contratto di cessione dei diritti di licenza biografici del mio libro Riina Family Life, in lingua ungherese, a breve l'uscita. Poi saluta tutti i fan di Facebook. Una risposta a distanza al Consiglio Comunale, che ieri aveva approvato un ordine del giorno presentato dal sindaco Nicolò Nicolosi e dalla Giunta, con cui si auspica l'allontanamento di Giuseppe Salvatore Riina, rientrato di recente a Corleone dopo una lunga assenza, prima per detenzione e poi per altri motivi. Tra le motivazioni della richiesta il fatto che Salvuccio Riina non ha mai preso ufficialmente le distanze da Cosa Nostra. Salvo Riina, terzogenito del capomafia Totò Riina, era tornato in paese nel mese di aprile, il 4 aprile per l'esattezza. Da tempo ha finito di scontare una condanna a 8 anni e 10 mesi per associazione mafiosa, riciclaggio ed estorsione. Dopo la scarcerazione è stato tra il Veneto e l'Abruzzo. Ha messo al regime di affidamento ai servizi sociali, un percorso fatto con l'associazione Famiglie contro la droga, ha terminato gli studi e si è laureato. Riina Junior mancava dal 2017, quando dopo aver ottenuto l'autorizzazione del giudice ebbe il permesso di tornare per fare da padrino al figlio della più piccola delle sue sorelle. Il fratello maggiore Giovanni sta scontando da anni una condanna definitiva all'ergastolo per duplice omicidio e mafia. Salvuccio porta un nome scomodo che non ha mai rinnegato. Sulla storia del padre ha scritto un libro che suscitò molte polemiche, quello stesso libro che gli ha fruttato tanti fan su Facebook e che adesso viene tradotto in ungherese. Nel 2016, quando uscì questo libro, Salvo Riina accettò di farsi intervistare nel salotto di Porta a Porta da Bruno Vespa, una trasmissione seguita da forti polemiche per avergli dato spazio e per non avergli fatto domande scomode.
E adesso un'ultima ora dalle agenzie: un 32enne è stato ferito alla gamba da un colpo di pistola sparato poco prima delle 4 di oggi durante la festa di Sant'Alfio che si sta continuando a celebrare a Lentini nel Siracusano. Secondo una prima ricostruzione il ferimento è avvenuto in via Regina Margherita nei pressi di piazza Oberdan durante lo spettacolo dei fuochi piromusicali al termine di una lite avvenuta per futili motivi. Il 32enne è stato trasferito al pronto soccorso dell'ospedale di Lentini. I fedeli non si sono accorti degli spari, le indagini sono state affidate alla polizia. E torniamo ai nostri servizi. Questa volta ci occupiamo del nuovo modo di comunicare da parte di Cosa Nostra, non più i pizzini come quelli per esempio trovati nel covo di Matteo Messina Denaro, ma adesso anche la comunicazione attraverso i social. Sentiamo Lorena Dolci. Dai pizzini a TikTok, dalle teste di cavallo agli emoticon, dalle croci per minacciare ai cuoricini e ai lucchetti per dimostrare coraggio ed omertà. La mafia al tempo dei social adotta linguaggi moderni e si rinnova. Lo dice il rapporto Le mafie nell'era digitale, stilato dalla Fondazione Magna Grecia e presentato nei giorni scorsi. I boss di oggi si muovono con disinvoltura tra i social, un po' capi, un po' influencer, gestendo i flussi finanziari e lanciando i loro messaggi agli affiliati. Adesso la mafia è diventata sempre di più capace di utilizzare il filtro della manipolazione seduttiva per cercare di esercitare appunto anche una rappresentazione mediatica del mafioso che in qualche modo è forte. Pensate per esempio alla fotografia del padrino in uno dei covi di Messina Denaro. Si fanno vedere le case, le famiglie, i soldi guadagnati con lo spaccio, la vita agli arresti domiciliari, le macchine di lusso. In sintesi si mette in mostra e si ostenta il potere e cambia anche la narrazione giornalistica. Questa distorsione del reale viene enfatizzata a volte anche in maniera inconsapevole da mezzi di comunicazione, soprattutto non italiani, che insistono su alcuni particolari, su quello che possiamo definire il feticismo del dettaglio, che va ad accrescere la curiosità. Pensiamo per esempio a come i social hanno fatto galoppare il rapporto di Messina Denaro con il sesso. I social non sono solo vetrina e immagine, ma anche strumento di comando. Utilizzano la rete internet non solo per comunicare, ma anche per fare atti di apologia, di istigazione, oppure in maniera più subdola, certe volte anche più aperta, per minacciare qualcuno. Soprattutto le nuove generazioni, quelle che noi chiamiamo le generazioni Z, che sono avvezze a un utilizzo molto forte, in particolare dei social. Poi c'è tutta un'attività che noi compiamo. Ecco, mi piace ricordare che la polizia postale è un po' come le volanti che circolano su strada. Guardiamo, sentiamo. E come per ogni influencer si crea anche la comunità di fan che sostengono i valori delle mafie. Se una volta c'era il rito della punciutina per entrare nella famiglia, oggi basta anche un semplice mi piace. E c'è un'operazione della Guardia di Finanza tuttora in corso, della quale vediamo alcuni cenni. 5 persone sono state arrestate nell'ambito dell'operazione del comando provinciale della Guardia di Finanza di Caltanissetta. Tra i destinatari di uno dei 2 provvedimenti restrittivi eseguiti c'è anche un minorenne che è stato posto ai domiciliari. Le indagini delle Fiamme Gialle sono coordinate dalla Procura distrettuale, da quella per i minorenni di Caltanissetta. I reati ipotizzati a vario titolo sono traffico e spaccio di sostanze stupefacenti. Nell'esecuzione dell'operazione sono stati impegnati circa 30 finanzieri nisseni, mezzi terrestri e unità specializzate cinofile delle Fiamme Gialle. La droga e i cellulari viaggiavano verso il carcere di Augusta, rivolti appunto ai detenuti, e viaggiavano nascosti all'interno di pacchetti di patatine, succhi di frutta o altri generi di necessità. A trasportarli all'interno del carcere o i visitatori, quindi i parenti, oppure detenuti che rientravano dal permesso premio. Ci sono 11 arrestati. Il servizio.
Droga e telefonini in carcere portati dentro da detenuti al rientro da permessi premio o nascosti da visitatori in involucri di patatine, pannolini per bambini, succhi di frutta poi cestinati in appositi contenitori dei rifiuti da dove venivano successivamente recuperati. Quello svelato oggi nell'operazione Alcatraz della DDA della Procura di Catania, condotta dal PM Marcello Sturiale con il coordinamento del procuratore aggiunto Ignazio Fonso, era il meccanismo con il quale i detenuti rinchiusi nel carcere di Augusta, nel Siracusano, riuscivano a comunicare tranquillamente con il mondo esterno nonostante il regime di restrizione. Il GICO del nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Catania avrebbe sgominato un'organizzazione dedita al traffico di hashish all'interno dell'istituto penitenziario con l'arresto di 11 persone, 9 in carcere e 2 ai domiciliari. Secondo la tesi della Procura di Catania, il sodalizio sarebbe stato promosso, organizzato e coordinato dai detenuti Andrea Marino e Ignazio Ferrante. Il primo, sostiene l'accusa, avrebbe impartito dal carcere direttive a dei complici liberi su quantitativi, tipologia, prezzi e modalità di pagamento della droga, coordinando le successive fasi di introduzione clandestina e cessione ad altri detenuti. Il secondo invece avrebbe curato l'approvvigionamento, il confezionamento, il trasporto e l'ingresso della droga in carcere grazie alla collaborazione di altri 6 complici. A recuperare la droga e i telefonini dai rifiuti in carcere era Ignazio Ferrante, grazie alla sua mansione di addetto alle pulizie. Una volta all'interno del carcere, i due avevano messo in piedi una vera e propria rete di spaccio a favore di clienti detenuti interessati all'acquisto. Il prezzo di un panetto di hashish si sarebbe aggirato intorno a 1.500-2.000 euro. Il pagamento poi sarebbe stato assicurato attraverso accreditamenti su diverse carte PostePay nella disponibilità di 3 donne complici: Clotilde Maranzano, Valentina Romito, rispettivamente madre e compagna di Ignazio Ferrante, e Angela Palazzotto, compagna di Andrea Marino. Alcuni degli indagati risultavano persino percettori del reddito di cittadinanza e, per evitare di perdere il sussidio, ricaricavano carte di pagamento differenti intestate ad altri intestatari a piede libero. È mio preciso dovere informare i cittadini accesi che oggi mi è stato notificato un avviso di garanzia. Secondo la contestazione, infatti, riguarderebbero vicende legate alla realizzazione di campi di padel, questioni legate alla verifica delle relative pratiche urbanistiche. A renderlo noto è Roberto Barbagallo, candidato sindaco di Acireale, dove si vota il 28 e 29 maggio prossimi. Secondo quanto appreso, un avviso di conclusione indagine sulla realizzazione di campi di padel nel 2015 è stato emesso dalla Procura di Catania nei confronti di 4 indagati a vario titolo. Oltre a Barbagallo, infatti, sono indagati anche un vigile urbano, l'amministratore delegato di una società sportiva e un tecnico. Barbagallo precisa comunque che resta in corsa nelle amministrative di Acireale. Adesso ci fermiamo, c'è una breve pausa, torniamo tra poco. Seconda parte di Sicilia 24. Non piazzano tende in città come hanno fatto finora gli studenti in segno di protesta, ma il caro affitti colpisce decisamente tutti, anche famiglie e single. Sentiamo nel servizio di Lorena Dolci. Non si accampano in tenda come gli studenti universitari, ma anche famiglie single si confrontano con il caro affitti ed un mercato immobiliare difficile. Sebastian cerca da 2 mesi un bilocale a Catania. I bilocali, io cerco questi, sono pochi, a prezzi molto elevati in proporzione ad appartamenti più grandi. E le garanzie che vengono chieste sono tante: busta paga, la fideiussione, alcune volte bancaria. Addirittura un altro garante. Pochi e costosi. Per un bilocale in centro si va da 450 a 600 euro. Con il garage poi il prezzo sale ancora. Molti appartamenti restano chiusi o vengono proposti solo per il mercato turistico. I proprietari attrezzano gli immobili come casa vacanze o come B&B, quindi preferiscono avere la casa libera e guadagnare di più, tra virgolette, e quindi la famiglia normale non riesce a trovare il contratto normale 4+4 o 3+2 se fa quello con gli accordi sindacali. Tra i guadagni più facili e il rischio di inquilini morosi, molti preferiscono tenere le abitazioni chiuse. L'associazione di categoria dei proprietari cerca di fare superare questa
diffidenza. Molti proprietari sono resti a dare in locazione proprio perché non si sentono tutelati, c'è carenza di lavoro, c'è carenza di garanzie proprio, nonostante ci siano tutti gli strumenti per poter usufruire di agevolazioni fiscali. Convenzioni e assicurazioni offrono una tutela ai proprietari che devono scegliere l'inquilino. Spesso l'appartamento viene visto da più persone e poi il proprietario va a selezionare chi è il più meritevole, quindi le difficoltà sono notevoli. Per le categorie più fragili, Confcommercio sta portando avanti un'iniziativa. Creare delle residenze per anziani e per i giovani, in modo da mettere insieme le generazioni e dare dei fitti agevolati con delle casette deliziose autonome anche da quanto riguarda i consumi elettrici e di acqua. La Sicilia è terzultima tra le regioni che si possono considerare amiche delle mamme, sempre più equilibriste nella vita di tutti i giorni tra lavoro, casa e figli. A dirlo è il rapporto di Save the Children. Sentiamo Eva Spampinato. Per l'8º anno consecutivo Save the Children realizza in collaborazione con Ipsos il rapporto Le Equilibriste, la maternità in Italia 2023. L'organizzazione internazionale mette nero su bianco la situazione regione per regione delle madri in Italia, equilibriste che si destreggiano tra le molteplici occupazioni a cui sono chiamate ogni giorno, cura della casa, famiglia, lavoro, figli. Se era ben chiaro che il 2022 fosse stato l'anno che ha sancito il minimo storico di nascite in Italia, meno 1,9%, con questi dati è ancora più evidente perché è così difficile essere madri e decidere di avere dei figli in Italia e ancora di più in Sicilia. Il rapporto contiene il cosiddetto indice delle madri, cioè una speciale classifica delle regioni italiane stilata in base alle condizioni più o meno favorevoli riconosciute alle madri. La Sicilia non è messa bene, si trova al 19° posto della classifica generale. La nostra regione inoltre vive una contraddizione. Siamo sul podio italiano per numero medio di figli, ma all'ultimo posto per occupazione lavorativa delle mamme. In Sicilia è difficile essere madri ed entrare nel mercato del lavoro, in Sicilia è difficile accedere ai servizi per le madri, parliamo dei consultori o ancora delle cure specifiche. C'è una rappresentanza politica che si attesta intorno all'11° posto rispetto a tutte le altre regioni. Se il rinvio della maternità e la bassa fecondità sono frutto di numerose concause, c'è una relazione diretta e positiva tra partecipazione femminile al mercato del lavoro e fecondità. Dove le donne lavorano di più, nascono anche più bambini. Bisogna un impegno concreto, reale, che possa garantire a tutte le donne, in special modo alle madri, di poter accedere, poter sviluppare un proprio percorso professionale, eliminando tutte quelle barriere e quelle differenze territoriali che emergono con forza dal rapporto. Dai dati dell'indagine emerge che in Italia una famiglia su 4 con figli è a rischio povertà e l'età in cui le donne diventano madri è sempre più avanti, circa 32 anni, una delle più alte in Europa. E già nel 2019 l'8,9% dei primi parti riguardava madri ultraquarantenni. Adesso un'altra pausa, torniamo in studio tra poco con lo sport. Tornati in studio, il calcio in 3.000 hanno assistito ad una seduta di allenamento a porte aperte. Parliamo dei tifosi rosanero, un grande momento di entusiasmo in questo periodo attorno alla squadra che crede sempre di più ai play-off e che domani è attesa da una partita chiave a Cagliari. Oltre 3.000 tifosi per spingere il Palermo verso la qualificazione ai play-off. Per l'allenamento a porta aperta in cui la squadra di Corini ha giocato un amichevole contro la formazione Under 17, il Barbera è stato preso d'assalto da tantissimi tifosi che hanno caricato la squadra in vista della partita di sabato a Cagliari. Cori, canti e tutta la spinta necessaria per caricare i giocatori in attesa della gara del Sant'Elia. Proprio per questa fondamentale partita il tecnico Corini dovrà rinunciare allo squalificato Brunori. L'idea è quella di sostituirlo con Vido, anche se Corini potrebbe puntare sulla coppia Soleri-Tutino, che quando è stato assente proprio Brunori non ha fatto rimpiangere il 9 rosanero. Gomez appare recuperato, l'ex Manchester City dovrebbe dunque essere arruolabile a Cagliari con Berra e Segre che completeranno il terzetto mediano. Non sta benissimo Nedel Ciauro, in caso di forfait pronto Bettella. Palermo in questo momento al 7° posto e chi considerata la classifica troppo corta non può fare calcoli per la qualificazione
qualificazione play-off. Rosanero che poi dopo Cagliari chiuderanno in casa contro il Brescia. Serie C, giorni caldi in casa Messina in attesa del ritorno del payout contro la Gelbison in programma sabato al Francoscoglio. I giallorossi devono ribaltare la sconfitta dell'andata. Alla squadra di Raciti serve una vittoria per evitare la retrocessione in Serie D. È già scattata la prevendita, la società spera nell'apporto dei tifosi per provare l'impresa di restare in C dopo un anno ricco di difficoltà e insidie. Non ci sono altri aggiornamenti, Sicilia 24 per questa edizione finisce qui. Io vi ricordo tra poco l'appuntamento con Buongiorno Sicilia insieme a Michele Cucuzza ed Angelo Gagliano e vi rammento anche che il nostro telegiornale tornerà nella prossima edizione alle ore 14. A tutti voi una buona giornata.